Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, è ovviamente esercizio arduo dare a poche ore dalla, diciamo, conclusione del primo tempo un bilancio compiuto, articolato dell'incontro con la I maiuscola, quello tra tecnicamente i due uomini più potenti del mondo, Donald Trump e Xi Jinping. I giornaloni nostrani hanno ovviamente già capito tutto, cioè ha stravinto il leader cinese, ma questo sappiamo era il titolo preconfezionato a monte, qualunque cosa fosse successa a valle andava solo adeguato alla cronaca, per cui si fanno grandi esercizi sulle, diciamo, differenti posture semantiche dei due. Xi Jinping ha tenuto come filo conduttore delle proprie esternazioni pubbliche la necessità per Cina e Stati Uniti di condividere un'ottica improntata alla stabilità strategica internazionale. Donald Trump ma è il suo caratteristico modo di procedere nelle schermaglie diplomatiche, invece ha premuto più sul tasto personale, ha anche ribadito più volte elogi verso la leadership di Xi, l'accoglienza di Xi, la forza, diciamo, oggettiva del gigante cinese. Tutto questo ovviamente è interpretato come un segno di debolezza di Trump, ma poco si dice del contenuto. Xi Jinping ha citato quella che è la cornice di qualunque incontro America-Cina, ovvero la famosa trappola di Tucidide, quella tendenza o regola storica, a seconda di come la pensiate, che comunque vuole che le aspirazioni di una potenza in ascesa a un certo punto si scontrino oggettivamente con gli interessi della potenza egemone, e questa collisione determini un conflitto al di là anche delle volontà degli attori in gioco. Il conflitto può assumere varie forme, ovviamente, speriamo non quella bellica eventualmente, ma già quella commerciale era in essere fino alla tregua di qualche mese fa. Tutto questo però è appunto o cornice o alla fine chiacchiericcio mediatico. Il punto al momento mi sembra riassumibile in una domanda. La domanda è la seguente: Xi Jinping è un buon marxista? Perché faccio questa domanda? Perché se Xi Jinping è un buon marxista, sa che a Vangelo marxista vigente la struttura economica, l'articolazione concreta e materiale della realtà economica, del modo in cui gli uomini producono e gestiscono il rapporto tra forze produttive e rapporti di produzione, se proprio vogliamo stare nel polveroso armamentario marxista. In ogni caso la struttura economica determina o condiziona in ultima istanza, ed è comunque decisiva, a seconda del grado di ortodossia marxista che volete, per stabilire la sovrastruttura politica, di potenza, geopolitica, tanto più ideale. Perché faccio questa domanda? Perché se Xi Jinping è un buon marxista, ha visto i 12 SEO che hanno accompagnato Trump nel viaggio diplomatico, tra i quali c'è Elon Musk, ovviamente SEO di Tesla e SpaceX, Tim Cook, SEO di Apple, Larry Fink, SEO di BlackRock, Stephen Schwarzman, SEO di Blackstone, c'è il CEO di Goldman Sachs, e insomma c'è la crème della potenza economico-finanziaria americana. Pensate che su quell'aereo questa delegazione vale circa 13 trilioni di dollari di capitalizzazione, non riesco veramente a raffigurarmeli, quasi 12.000 miliardi di euro, non so veramente dove arrivino gli zeri. Questa delegazione traduce dal punto di vista dei volti delle persone e delle cariche quello che è un dato spesso sottaciuto ma tuttora permanente nei rapporti economici tra le due potenze. Quel dato che per esempio vuole che tra le prime 10 società più capitalizzate al mondo 7 siano tuttora americane, molte sono quelle che abbiamo elencato prima, le prime 5 sono tutte americane. Per trovarne una cinese bisogna scendere sotto il 20° posto. Allora cosa voglio dire? Che il vero messaggio ad ora di Trump mi pare la delegazione, il rituale
di mega SEO di mega società americane, più che di sherpa diplomatici, con cui si è presentato. È come se lui abbia messo sul tavolo la pistola della potenza economico-finanziaria americana. Se Xi Jinping, come immaginiamo, anche perché ha ribadito l'ortodossia anche rispetto a stagioni precedenti, è un buon marxista, l'ha vista la struttura economica dispiegarsi in tutta la sua potenza. Avrà capito che se parliamo di trappola di Tucidide, che ne dicano, scusate, gli aedi del partito cinese nostrano, la potenza cinese non è ancora minimamente in grado di compensare quella forza, quei trilioni di dollari, quegli infiniti zeri. E quindi questo ci sembra il dato, è un dato in controtendenza rispetto al racconto tutto filo cinese, e noi speriamo che Xi Jinping sia un buon marxista, perché se un buon marxista si vede i rapporti di potenza economica, ci farà i conti, e finché i rapporti rimangono questi, ci pare meglio obiettivamente per tutti gli uomini liberi.